importante, viene presentato durante un roadshow molto interessante agli associati, agli imprenditori e ai manager. Abbiamo lo scopo di promuovere con questo progetto l'autoimprenditorialità dei manager, poniamo molta attenzione al tema dell'imprenditoria femminile e quindi è un progetto che rientra in pieno nelle grandi iniziative di natura nazionale che sta sviluppando Federmanager. Allora, questo è un progetto innovativo di autoimprenditorialità che si focalizza sulla mettere in azione le proprie risorse e per trasformarle in valore aggiunto per se stessi e per gli altri, attivando le proprie risorse. E l'abbiamo focalizzato qui al femminile perché è un territorio che già esprime molta imprenditorialità e c'è molta attenzione sia della Federmanager territoriale che però anche delle istituzioni, come vedremo anche oggi nella presentazione del convegno. Vises da sempre è attenta a queste tematiche e cerchiamo di dare un impulso allo sviluppo personale per realizzare anche un nuovo progetto di vita ai nostri colleghi che in questo momento stanno in un momento un po' difficile di inoccupabilità o comunque devono ripensare il loro progetto lavorativo. Treviso è un'associazione sempre attenta al mondo femminile e in particolare con questo progetto dedicato all'imprenditorialità femminile vuole essere un punto di riferimento per le donne che hanno voglia di rimettersi in discussione, di riscattarsi e di affermare anche le proprie competenze, le proprie capacità in modalità autonoma, dando supporto con un percorso di formazione all'inserimento nel mondo imprenditoriale e nel mondo del lavoro. Avrà sicuramente un seguito, noi siamo un hub e stiamo anche costruendo un modello e costruiremo delle best practice per poi estenderlo, è già garantito che ci sarà anche l'anno prossimo e quindi è nostro piacere e onore poterlo gestire in questo modo.